Generale Perulli, sono evidenti quindi gli aspetti di umanità che emergono e purtroppo emergono poco dai giornali, ma sappiamo che non è necessariamente purtroppo i giornali sono spesso legati allo scandalo per riuscire a poter vendere. È innegabile quindi la vocazione dell'Arma ad aiutare e a seguire il prossimo. Si legge di pattuglie che sono chiamate a intervenire anche, verso cittadini che hanno rubato e i carabinieri addirittura hanno deciso insieme di, contribuire a, pagare questo piccolo furto per aiutare queste persone. Ad esempio io ricordo di, un nonno che voleva regalare la cioccolata ai bambini, o un nonno anche a casa a Capodanno da solo che chiama addirittura i carabinieri e voi lo siete andati a trovare. Sono tantissime, innumerevoli gli episodi, e ce ne ha anche raccontati moltissimi. Io le chiedo se ne ha ancora qualcuno, anche perché io voglio che trasmettere alle persone a casa un aspetto positivo del Corpo dei Carabinieri, dato che purtroppo i giornali si muovono sempre e solo sull'aspetto scandalistico e qui e in questa sede non ve n'è bisogno. Beh, lei ha sottolineato, ecco, questo particolare episodio che è successo proprio qua nella zona in provincia di Venezia, nel Mestrino, dove un nonno era andato a prendere i nipoti a scuola e prima di andare appunto a prendere i nipoti era passato da un supermercato perché voleva fare un piccolo regalo ai nipoti, ma purtroppo non avendo soldi si era appropriato di alcune stecche di cioccolata. I nostri carabinieri sono intervenuti perché sono stati chiamati dal Inevitabilmente, responsabile certo. del mercato, e quando però hanno capito di quello che era avvenuto, quello che sarebbe le motivazioni per cui questo signore aveva portato via, tentato di portare via questa cioccolata, non hanno pensato due volte a pagare loro e quindi a mettere in condizioni questa persona anziana di andare a portare i nipotini davanti a scuola questo piccolo pensiero. Ecco, sono gesti quella di una quotidianità, di una umanità, di una generosità che contraddistingue il nostro operare. Dicevo prima, le nostre 4.900 stazioni carabinieri che sono sparse sul territorio rappresentano, ecco, questo intreccio tra la comunità e la nostra organizzazione. Questa ragnatela di rapporti che sono anche questa rete forte di rapporti umani, rapporti che sono caratterizzati da una sinergia continua e una sinergia che nasce da un lavoro quotidiano insieme appunto con i sindaci, con gli altri attori sul territorio, che rappresentano quindi un forte legame, un legame fatto di attività quotidiana, di quotidiani Sì. anche piccoli gesti come questo, quindi di un forte sentimento anche di rispetto, di stima, di considerazione che c'è tra la cittadinanza, tra la popolazione, tra le piccole comunità e la nostra organizzazione, l'Arma dei Carabinieri. Fa molto, molto, molto piacere.